digitale terrestre in gran parte del Veneto, la lunga notte al centro trasmittente RAI, risintonizzare il decoder per vedere. Un cittadino mi ha scritto l'altro giorno una mail e ho presentato immediatamente un'interrogazione in Consiglio regionale perché con l'avvento del digitale terrestre la Regione Veneto si è dimenticata di lavorare correttamente sia nei confronti delle reti televisive locali sia nei confronti dei cittadini. Ci sono ben 100.000 cittadini dell'area nord-est, del Veneto, che non ricevono più la RAI. Da quando c'è stato l'avvento del digitale terrestre vedono tutti i canali fuorché la RAI. E non è solo una questione relativa a questi 100.000 cittadini dell'area nord-est, riguarda molti altri privati cittadini che mi hanno segnalato il problema con l'avvento del digitale terrestre. In questa interrogazione ho posto un primo problema: la necessità che almeno questi cittadini siano esentati da pagare il canone RAI, visto che la RAI non la vedono e non riescono in qualche modo a ricevere le reti televisive pubbliche. C'è un secondo problema di carattere più generale che riguarda un'ennesima bufala della Lega Nord, questo partito che continua a promettere cose, poi se ne dimentica, va al governo e fa l'esatto contrario. Avevano promesso una cosa semplicissima: la cancellazione del canone RAI, tanto che in alcuni siti di parlamentari, di esponenti della Lega Nord c'è ancora l'invito a non pagare il canone RAI. Si sono completamente dimenticati di questa promessa. In questi giorni ai cittadini sta arrivando il modulo, il bollettino per la richiesta del pagamento RAI, anziché essere cancellato viene addirittura aumentato. Sono altre 4 euro da quando la Lega governa in più che dobbiamo pagare per il canone RAI, e lo devono pagare anche quei cittadini che la RAI non la vedono più nella nostra regione. Siamo veramente oltre ogni limite del consentito. Mi pare che la misura è colma delle balle leghiste da un lato e dall'altro lato della sua pessima capacità di governare. Non batte i pugni sul tavolo, non fa neanche vedere il servizio televisivo pubblico a tutti i cittadini della nostra regione.